Fischio dell'arbitro, è iniziato quindi Padova Sporting Castello per Concato, possesso di palla, prova il tiro e Androni però è attentissimo, riesce a smanacciare e a mettere in calcio d'angolo ancora con Dorio. Da questi a Grigio, un gran tiro a sfiorare l'incrocio dei pali del Padova nel chiudersi dopo aver perso palla. Attenzione, infatti, attenzione, arriva il gol dello Sporting Castello, il gol di Stragliote, nulla da fare per Androni, ottima l'azione dello Sporting Castello e la formazione vicentina che va in vantaggio proprio all'ultimo secondo di recupero del primo tempo. Attenzione intanto a Galimberti, il tiro di sinistro e la parata di Rosa, calcio d'angolo, Rodriguez, ancora Carraro, alto di un niente, ancora Galimberti, un buon pallone per Mattia Vettore, Carraro! Ma non si può sbagliare un gol così. Ancora Mattia Vettore, prova l'azione di sfondamento, Mattia Vettore e poi Galimberti, incredibile la parata di Rosa e attenzione, perde il pallone, attenzione, pericolo, buono l'intercetto da parte di Secchieri che può puntare, Secchieri non trova la porta, si fa vedere Galimberti, ancora Galimberti, buon pallone, gol! Che gol! Guido Secchieri, gol spettacolare, sforbiciata di Guido Secchieri e adesso tutto il Palasport urla il suo nome, Guido, 1-1, ma un gol spettacolare di Guido Secchieri. Secchieri parte, Secchieri la bomba, l'uscita del portiere, gol, traversa, incredibile, traversa di Secchieri ancora, tiro libero, Secchieri, parte Secchieri, attenzione alla botta, Secchieri, bravo Rosa a respingere, attenzione intanto a Rodriguez, attenzione, Concato, incrocio dei pali colpito da Concato, da Rodriguez, poi forse subisce fallo, gli arbitri lasciano correre, Dalmaso, Androni, tiro libero, partenza, il tiro, Androni e poi ancora Androni e poi fischiano alla fine, ma non è possibile, guardate cosa sta succedendo in campo, guardate, e qui lasciatemelo dire, sono gli arbitri che procurano queste cose, guardate come se le stanno dando di santa ragione in mezzo al campo per queste decisioni incomprensibili degli arbitri.